Credo che ce l'abbiano detto in questo dibattito benissimo Jacques Rupnik, Tonia Mastrobuoni e Włodek Gołądkor. Io non resterei nelle definizioni, ragionerei sui problemi che l'Europa aveva di fronte già 2 anni fa. Facemmo un dibattito su questi temi proprio con Lucio Caracciolo e lo stato di salute dell'Europa era pessimo. Questo era il giudizio unanime che davamo e che davano i sondaggi di allora, eccetera. 2 anni dopo, dopo sciagure enormi, stiamo a ragionare sulle prospettive di allargamento e di slancio dell'Europa. Ecco, l'Europa sono gli europei, la loro capacità di dialogo, la loro capacità di superare le separazioni del passato. Non a caso il dibattito che abbiamo fatto qui è collegato a un evento straordinario che avverrà nel 2025, Gorizia e Nova Gorizia, capitali europee della cultura. La città simbolo della divisione, della guerra, del dopoguerra, è diventata simbolo della costruzione europea. E questo atto è stato anticipato dal viaggio a Trieste e Basovizza del Presidente Mattarella e del Presidente Pahor. Ecco, questa è l'Europa, non so se sia una realtà geopolitica, ma questo è il soggetto Europa.